Allora, Piero Menegante e Riccardo Cunico, insieme alla collega Loretta Urani, sono tutti e tre dei rappresentanti della Confraternita del Baccalà, che è stata una delle protagoniste della cena offerta ai parlamentari veneti dalla Confregionata del Veneto. Facciamoci raccontare dai diretti interessati la realtà della confraternita e le loro iniziative. Allora, i ristoranti che fanno parte della confraternita del baccalà, oltre a proporre questo piatto, il baccalà alla Vicentina, durante tutto l'anno nel loro locale, anche partecipano a manifestazioni come questa qui di Bruxelles, oppure anche a manifestazioni a scopo benefico. Voi siete venuti qua a Bruxelles, però l'esperienza del baccalà verso l'estero non è certamente la prima volta. Molti dei 25 artigiani che hanno partecipato a questa manifestazione forse era la prima volta che portavano i loro prodotti all'estero. Per voi non è la prima volta? No, per noi no, infatti abbiamo partecipato a delle presentazioni del nostro baccalà di Vicentina sia in Argentina che in Australia. Abbiamo fatto quasi 80.000 chilometri per appunto andare a presentare questo nostro piatto che ci rappresenta a livello mondiale. Siamo andati in Canada, perciò questo piatto è ormai conosciuto a livello mondiale. E tra l'altro è stato scelto fra i 5 piatti della comunità europea, comunque come piatto italiano, e ci fa conoscere a livello mondiale, possiamo pur dirlo, anche perché questo veramente è un biglietto da visita e ieri sera abbiamo riscosso molto entusiasmo anche da parte non soltanto degli italiani qui presenti ma anche dagli altri.